Ben ritrovati dalla redazione. Ladri scatenati nel fine settimana tra Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari, colpi più eclatanti messi a segno sabato scorso nel paese alle fronde del Bobolar, dove non solo i malviventi si sono dimostrati recidivi, tornando a soli 10 giorni di distanza sul luogo del delitto, uno stabile in precedenza già colpito, ma hanno anche svaligiato la sera prima tra le 20 e le 22 due vicine abitazioni in via dei Madrani, pressoché in centro e a poca distanza dalla stazione dei Carabinieri, prelevando monili in oro contanti per un valore complessivo di 6-7 mila euro. Sono penetrati da una portafinestra al pian terreno attraversando il locale caldaia. Un uomo è stato travolto e trascinato da un torrente in piena ed è stato salvato grazie alla prontezza e alla capacità di intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia, che lo hanno raggiunto e portato a riva. È accaduto ieri poco dopo le 14. L'uomo alla guida del proprio veicolo stava tentando di attraversare il guado sbarrato del torrente Malina nel comune di Premariacco, Udine, lo stesso dove il 31 maggio dello scorso anno morirono i 3 ragazzi trascinati via dal Natisone. Secondo il suo racconto, una volta che l'acqua aveva bloccato l'auto, lui è scivolato fuori dall'abitacolo ed è stato travolto dalla corrente che lo stava portando a valle verso un rullo, sorta di vortice d'acqua con corrente particolarmente forte che blocca oggetti e persone, trascinandoli verso il fondo del corso d'acqua con rischio di annegamento. Cede l'asfalto in via Revoltella a Trieste ieri verso le 13:20, il manto stradale è collassato creando una voragine larga circa 2 metri per 1, rendendo impraticabile un tratto dell'importante asse viario che porta all'ospedale di Cattinara. Fortunatamente il cedimento avvenuto nella parte alta della via, all'altezza dell'incrocio con via San Pasquale, non ha coinvolto veicoli in transito. Immediata la segnalazione alla polizia locale, che a sua volta ha allertato i tecnici di Acegas. Sulla possibile vendita degli immobili del sito produttivo della ex Flex Adriatronics ha specificato in una nota che la decisione non è dettata da una scelta strategica per il futuro, ma semplicemente dalla necessità di recuperare risorse finanziarie per fronteggiare il mancato riconoscimento ad oggi degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che si trovano in una drammatica situazione di inattività. La società sottolinea di aver dimostrato sempre massima apertura verso le parti sociali, precisando che la vendita degli immobili sarebbe immediatamente sospesa qualora venisse sottoscritto, come più volte richiesto, un contratto di solidarietà essenziale per garantire la continuità produttiva e la tutela dei lavoratori ad oggi inoccupati per la perdita del più grande cliente Nokia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo variabile, dalle ore centrali possibili piogge sparse o rovesci a partire dalla zona montana che potrebbero interessare nel pomeriggio anche la pianura e con minor probabilità la costa. Possibili isolati temporali, quota neve a circa 1700-1800 metri. Nelle ore notturne possibili foschie o banchi di nebbia, specie sulla fascia lagunare e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 8 e 10 gradi, sulla costa fra 10 e 12, le massime in pianura fra 16 e 19 e sulla costa fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.